Passeggiando per Cagliari abbiamo incontrato due giovani attivi. Fa piacere vedere che ci sono tante persone che si prodigano e cercano di aiutare la Sardegna per ciò che ha a che fare con questo grosso problema che abbiamo avuto di recente, l'alluvione, un problema da non sottovalutare. Ciao ragazzi. Ciao Valentina. Come ti chiami? Io sono Andrea Piras. E tu sei? Cristian Toppeta. Spiegateci la vostra iniziativa. Allora, niente, noi con tanti ragazzi in collaborazione con un'associazione musicale di Quartuccio abbiamo avuto questa idea di creare un qualcosa che potesse avere il fine di aiutare diciamo, le vittime della recente alluvione. Ci siamo riuniti tutti insieme con diversi cantanti, ci è uscito questo progetto. Ho detto perché non iniziare un tour per tutta la Sardegna per raccogliere dei fondi in modo da poter aiutare effettivamente e concretamente queste persone con un piccolo contributo. Niente, noi partiremo dal 23 gennaio, ovvero giovedì alle ore 20:30 presso il Circo Mattin, che sarà la prima tappa di questo progetto. Facciamo vedere la locandina in camera. Eccolo qua. Niente, ci saranno vari protagonisti della TV locale sarda, Francesco Portcu, Alverio Cau, Black Soul, Zamun, Christopher Altari, vari cantanti emergenti, insomma, balli, cabaret, insomma un po' di tutto, un po' di varietà. Il costo del biglietto è di 10 euro, niente, un piccolo contributo, la solidarietà non si ferma, insomma. Il devoluto va tutto in beneficenza. Assolutamente sì. Ci tengo a precisare che lo spettacolo sarà interamente di musica, balli e cabaret, quindi non ci saranno animali, quindi gli animalisti non avranno scuse per non poter venire, dato che si svolgerà al circo. Vi aspettiamo numerosi. Questo tour inizia il 24, inizia giovedì, il 23. Il 23 di giovedì alle 20:30. E si concluderà? Le date saranno ancora da concordare perché abbiamo già in programma, in tappa dei comuni presso i quali fare appunto le serate, le varie serate, per raccogliere sempre più fondi in modo da farli arrivare il più possibile. Quindi farete proprio il giro di tutta la Sardegna? Sì, assolutamente sì. Più o meno orientativamente quanti saranno? Da Monserrato, Quartucciu, Selargius, Quartu, dai comuni vicino Cagliari, limitrofi di Cagliari. Campidano, poi vediamo. Ma voi di dove siete? Noi siamo di Quartuccio. Io di Selargius. Cosa vi ha spinto a rendervi così attivi, a decidere di dare una mano? Insomma, io penso che se ognuno contribuisse a fare qualcosa, penso che le cose andrebbero sempre per il verso giusto, insomma. Bisogna rimboccarsi le maniche tutti quanti, una mano lava all'altra, insomma. Diamo il nostro contributo in qualità di musicisti, di cantanti, quindi cerchiamo di fare nel nostro piccolo attraverso la musica il più possibile. Ma cosa volete comunicare? Vogliamo comunicare che in questi casi bisogna essere il più uniti possibile, dato che anche fuori dalla Sardegna ci sono state delle critiche da parte di personaggi, determinate persone. Siamo stati abbastanza criticati, quindi vogliamo dare una dimostrazione anche a quelle persone che ci hanno criticato, diciamo che siamo un popolo abbastanza unito e ce la possiamo cavare con le nostre forze e ci possiamo risollevare. Ecco, voi come tante persone state arrivando dopo, diciamo, a tragedia già capitata. E dato che abbiamo parlato di critiche di altre persone, esatto, è proprio questo ciò che è stato imputato alla Sardegna, il fatto che non siamo abbastanza organizzati per poter risolvere un grosso maltempo, un grosso problema di pioggia. Ma che cosa sta a fondo di questo problema, secondo voi? Sinceramente non lo so, noi pensiamo a quello che possiamo dare noi stessi, insomma, con le nostre forze, con le nostre capacità, a volte anche perdendoci di tasca, perché comunque organizzare questi eventi comporta spese elevate, cioè sono delle spese, però noi insomma ci proviamo. No. È importante sì agire a cose fatte, però come si può prevenire, onde evitare che un domani possa ricapitare questo problema? La tua domanda precedente, quindi noi non è che arriviamo tardi, abbiamo preferito rispettare, anche perché ci sono state delle vittime, quindi
mi sembrava anche brutto e di cattivo gusto dover arrivare in prima persona, cioè subito, immediatamente dopo accaduta la tragedia. Bisogna anche portare un po' di rispetto, magari dare il tempo di metabolizzare ciò che è successo per poi aiutare anche in seguito. Cioè gli aiuti non è che si danno a chi arriva prima, quindi il merito non si dà a chi arriva prima con gli aiuti. Quindi il discorso è che sono belli queste azioni di solidarietà, però che cosa bisogna fare affinché non si arrivi a dover fare della solidarietà? Quindi significa che tutto va bene e che la Sardegna non ha problemi di alluvioni, perché comunque il maltempo c'è in tutta Italia. A monte di tutto ciò che cosa c'è? A monte di tutto ciò sta appunto ai nostri politici, quindi bisognerebbe fargliela a loro la domanda. Tra virgolette, bisognerebbe salire su e parlare con i responsabili, però non serve, in queste occasioni dal mio punto di vista non serve neanche attribuire determinate colpe, bisogna rialzarsi e imparare dalle esperienze, quindi impareremo per il futuro, per le cose che verranno, quindi cercheremo di non ricommettere più gli stessi errori, speriamo, ce lo auguriamo. Sì, è quello che ci auguriamo, perché rispetto all'alluvione di Poggio dei Pini, che cosa è cambiato? Ma sinceramente a mio parere non è cambiato nulla, altrimenti non sarebbe successo quello che è successo. Purtroppo bisogna prendersi una responsabilità, i politici qua devono mettersi una mano sulla coscienza. Purtroppo non dico che la colpa sia loro in totale, ma una buona parte sì.